E adesso passiamo alla pagina della pandemia Covid, numeri da zona arancione in Sicilia e si colorano di arancione altri 11 comuni, sono 125, pensate un po' in totale, non si placano le polemiche intanto per il rientro a scuola in presenza. Ci racconta tutto Giuliana Micchia. In Sicilia, che molto probabilmente e quasi certamente sarà dichiarata zona arancione in occasione della seduta di fine settimana della cabina di regia nazionale, si colorano di arancione altri 11 comuni. Le restrizioni saranno in vigore da domani, venerdì 21 gennaio, fino al 2 febbraio compreso, ad Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria in provincia di Ragusa e ad Aragona nell'Agrigentino. Così dispone un'ordinanza appena firmata dal presidente Musumeci in accordo con l'assessorato alla salute. E con lo stesso provvedimento è prorogata la zona arancione fino a mercoledì 26 gennaio nella provincia di Caltanissetta a Caltanissetta e Gela, poi Canicattì nella provincia di Agrigento e poi nel Siracusano a Solarino, Augusta, Canicattini Bagni, Avola, Priolo, Gargallo, Carlentini, Noto, Francofonte, Palazzolo Acreide, Rosolini, Lentini, Melilli, Siracusa, Pachino, Floridia e Sortino. Sono attualmente 125 i comuni dell'isola in arancione. E sul versante scuola e rientro in classe in presenza, dopo la bocciatura da parte del TAR delle ordinanze di Musumeci e dei sindaci, non si placano le polemiche sulle difficoltà riscontrate. Alcuni insegnanti supplenti riferiscono di avere ricevuto anche 5 o 6 convocazioni telefoniche o tramite mail da parte di scuole diverse per sostituire docenti mancanti, ma seppure a malincuore hanno rifiutato perché hanno timore del contagio. Spesso hanno figli piccoli e hanno paura di contrarre l'infezione a scuola e di portarla a casa. Sarebbero state opportune, concludono, almeno altre 2 settimane di didattica a distanza, la scelta più saggia. Nel frattempo sono 8.133 i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 46.517 tamponi processati. Il tasso di positività è al 18,5%. La regione è al 9° posto per nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 190.802 con un aumento di 6.664 casi. I guariti sono 1.426. Le vittime sono 43 per un totale dei decessi a 8.053. Negli ospedali i ricoverati ordinari sono 1.556, 3 in meno, e quelli in terapia intensiva sono stabili a 170. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 2243, Catania 1623, Messina 586, Siracusa 935, Trapani 445, Ragusa 896, Caltanissetta 590, Agrigento 632 ed Enna 183.